Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Onestamente, intanto buonasera, quando cominciamo a parlare di sanità io non so effettivamente da dove cominciare, perché da tempo che ci occupiamo di questo argomento molto sentito dai cittadini di questa regione, ma è da tempo che questo segmento della vita sociale e politica di questa terra viene come dire, investito di una serie di provvedimenti, alcuni dei quali sono a dire il vero discutibili. Il risultato però alla fine è che oggi non soddisfa le istanze della gente, dei cittadini. Adesso bisogna fare i conti col decreto, il decreto speciale voluto dal governo giallo-verde, entrato in vigore, firmato dal Presidente della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quindi rivoluzione nella parte diciamo, tecnico-burocratica, no? Quella che poi mette mano nella gestione. Si dovrà attendere la nomina dei manager, l'elenco predisposto dal governo della regione con i 3 esperti incaricati di vagliare i curricula viene cestinato, perché viene superato dal decreto. Chi verrà a gestire la sanità in Calabria lo sapremo nei prossimi giorni. Intanto ci sono pezzi di territorio di questa terra che lamentano una scarsa presenza del sistema sanitario. Lo è la Piana di Gioia Tauro, lo è la Locride, lo è Regino, lo è parte dell'Ametino, lo è nella provincia di Cosenza, la più grande della regione, per esempio, sia la parte ionica che la parte tirrenica. Qui insistono, per esempio, di quel segmento, questo pezzo di territorio che analizziamo oggi, insistono 2 ospedali. Siamo in provincia di Cosenza, l'ospedale di Paola e l'ospedale di Cetraro, che nel corso di questi ultimi anni hanno vissuto momenti fortemente violenti, dovuti a una serie di ragioni che è necessario indagare, ma non è questa la sede opportuna per farlo. Quello che ci piace oggi capire, vedere, verificare se i cittadini sono, per così dire, garantiti da ciò che offre la sanità sul territorio. Comincio dal sindaco di Cetraro: garantisce il sistema sanitario i cittadini che gravitano su quella zona, l'ospedale di Cetraro per esempio? Assolutamente no, non lo garantisce né adesso né prima, ma è la sanità regionale che non è garantita. Se i risultati sono quelli che abbiamo davanti agli occhi, che è da anni, scelte scellerate, fatti da un commissariamento di 10 anni per un piano di rientro, che hanno smantellato quel poco di sanità che c'era, che doveva essere riformata, doveva essere adeguata ai nuovi bisogni. E invece c'è stata una scelta per rientrare nei conti economici, e non siamo neanche rientrati, rientrare nei conti economici, delle scelte che hanno solo smantellato quel poco di servizio che si riuscivano a dare alle utenze. Questo è il risultato degli ultimi 10 anni. A questo risultato si aggiunge in quest'ultimo anno la situazione si è aggravata ancora di più. I servizi essenziali primari, i più piccoli, non sono più garantiti. Nella nostra struttura, sul terreno, dove c'è uno SPOC, c'è Dalla Paola, che dovevano in sinergia spungere i due punti, no? Punti dovevano essere, no? In sinergia per dare quello di Praia Mare, sì. Quindi si è pensato di concentrare anche quello di Praia Mare, un territorio difficile dal punto di vista orografico, non si capisce bene. Non solo si capisce bene, ma tutte e 2 le strutture ospedaliere soffrono, a tal punto da innescare per un periodo una guerra fra poveri, fra le strutture ospedaliere, che non è questo il tema. Il tema che interessa a noi sindaci, che rileviamo nel nostro territorio, una difficoltà e un'esigenza, un grido d'allarme
da parte delle nostre popolazioni, perché non trovano certezza da nessuna parte. Ricordo che avete messo in campo una serie di manifestazioni, iniziative, alcune forti, dal forte valore simbolico, dicendo ma qui come possiamo fare, dove dobbiamo rivolgerci, i cittadini ci chiedono di spingere perché questa struttura ospedaliera offra i servizi minimi, essenziali. Faccio solo alcuni esempi. Per la mancanza del personale medico, che non solo è medico, personale infermieristico, le nostre strutture d'emergenza, che lavorava su 2 strutture, 2 pronti soccorso e due sale chirurgiche, è stato costretto con un primo decreto già da 1 anno e mezzo a fare un mese da una parte e un mese dall'altra. 15 giorni da una parte. 15 giorni da una parte, 15 giorni dall'altra. No? Dei reparti che non riescono a garantire il servizio perché mancano completamente il personale. Addirittura si vocifika che dalla prossima settimana addirittura anche il 118 di notte non sarà medicalizzato. Insomma, siamo arrivati alla follia di un sistema, e a questa follia la cosa più grave è che da un po' di tempo a questa parte non abbiamo neanche nessun interlocutore, non si sa neanche con chi poter parlare, per poter esprimere le nostre preoccupazioni. Avete provato a sentire qualcuno? E chi decide? Io ho provato a telefonare da mesi per parlare con il commissario, con il direttore, non c'è un responsabile amministrativo, non c'è un responsabile sanitario. Le decisioni della nostra ASP l'ha dovuto prendere un capo dipartimento, una decisione in riferimento all'area chirurgica, l'ha preso un capo dipartimento che non so neanche se ha i poteri decisionali rispetto a questo, ma di fronte all'emergenza che nessuno riesce, basta pensare che non c'è un direttore sanitario da 1 anno nella struttura SPOC Cetraro Paola. Questa la dice lunga. Chi governa questa sanità? Questa è una bella domanda. Massimo Candela è il direttore del Dipartimento dell'ASP di Cosenza, lavora a Paola, opera a Paola, non è dissimile dalla situazione di Cetraro, no? Mi pare. O va un po' meglio? No, non è dissimile. Innanzitutto volevo portare i saluti del sindaco di Paola, che purtroppo non ci ha potuto raggiungere perché le celebrazioni della statua a San in ospedale hanno avuto un ritardo. E diciamo che dobbiamo partire un po' da lontano, nel senso che 4-5 anni fa il personale medico e paramedico in tutta l'ASP di Cosenza era di 7.000 unità circa, attualmente siamo a 5.000, venendo meno 2.000 figure fra medici e infermieri. Ma era sovradimensionato prima o no? Diciamo che ci poteva stare un po' di sovradimensionamento, però ora siamo veramente ai minimi storici. Se poi questo sovradimensionamento subentrano anche la non ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, allora a quel punto siamo arrivati ad una situazione, ora siamo veramente drammatica. Se pensiamo che lo scorso anno il reparto di ortopedia è andato avanti solo perché io in prima persona ho fatto i turni di servizio di guardia, quando io dovrei avere 8 medici più il sottoscritto, in realtà ne ho 3 più il sottoscritto. Quindi dobbiamo cercare di capire che è una situazione veramente drammatica, e se è una situazione drammatica dobbiamo mettere in campo tutte quelle iniziative che fanno sì che riusciamo nella drammaticità a poter dare... Ma chi li mette in pratica queste iniziative? Vede, il sindaco mi ha tirato in ballo la situazione dal punto di vista dell'area chirurgica. L'area chirurgica parte da una situazione di 2 anni fa. Il primario di chirurgia ha evidenziato il fatto, perché che succedeva? Che fino a 2 anni fa sullo SPOC Paola Cetraro erano presenti 2 figure, una a Paola il dottore Guzzo e una a Cetraro il dottore Stoppelli, che bene o male riuscivano ad integrarsi. Stoppelli a Cetraro produceva salute per 1.700.000 euro, Guzzo a Paola produceva salute per 3,5 milioni di euro. Nel momento in cui l'azienda ha cercato giustamente di mettere in atto
il decreto 64 unificando una sola figura di responsabile, sono iniziati un po' i problemi, perché Guzzo si è stato trasferito a Rossano, altri medici che afferivano a Paola per altre esigenze hanno fatto delle altre scelte, quindi noi a giugno 2017 ci siamo trovati in una situazione che non si riusciva più a garantire la doppia emergenza su Paola e su Cetraro. Quindi per superare questa fase emergenziale d'estate, perché il personale bisogna garantirle anche le ferie, il riposo, quello è per legge, bisogna dare le ferie d'estate. Quindi giustamente il dottore Stoppelli dice io non ce la faccio. E allora in quella fase emergenziale avevamo trovato questa soluzione, d'accordo con l'ex direttore generale, no, un mese, solo d'estate. Un mese a Paola, un mese a Cetraro. Il tutto doveva rientrare a settembre, infatti non è stato più, nessuno più l'ha rinnovata. Non è che da settembre 2017 c'è un altro atto proposto da me e sottoscritto da Mauro che doveva continuare a rimanere così. Cioè è rimasto così per, diciamo... Oddio, degli atti ci sono. C'è solo quest'atto, Sindaco. Allora che succedeva? È successo che in questa situazione io mi sono fatto sempre portavoce, che è inutile continuare a sprecare delle risorse su qualcosa che per legge, purtroppo il decreto 64 è un atto legale e che penso che il sindaco dovrebbe adeguarsi, cioè lei come responsabile... Mi scusi, sì. Dottore, ma se lei ha letto il decreto, sì. Il 64, il decreto aziendale sullo SPOC Cetraro Paola sospendeva l'applicabilità in attesa di verifica. No, questo no, glielo dico io. Lo dice chiaramente. Io non voglio scendere in polemica, io parlo solo con quello che è atto. Secondo me, che cosa si dovrebbe mettere in atto? Quello che sullo Ionio hanno cercato e stanno cercando di mettere in atto, forse perché ora con l'accorpamento di un'unica città, Corigliano-Rossano, c'è meno campanilismo. La cosa che apprezzo del sindaco è che ha detto che stiamo facendo una guerra fra poveri, fra Paola e Cetraro, perché c'è solo campanilismo che è veramente molto basso, che poi alla fine non riusciamo a garantire quello che vuole il cittadino. Il cittadino vuole... Si potrebbero accorpare. No, ci arrivo, ci sta arrivando. Io sto facendo un discorso un po' più... Il direttore del Dipartimento dell'area medica, il dottore Muraca, che è anche primario di medicina, svolgeva il suo ruolo con 20 posti letto a Corigliano e 20 posti letto a Rossano. Faceva il balzello, un giorno da una parte e un giorno dall'altro, non aveva contezza nel poter garantire quella sanità che il cittadino merita. Allora ha avuto il coraggio di prendere l'iniziativa come capo dipartimento, avvallato anche, perché in questa cosa non è che il capo dipartimento decide di chiudere o no, il capo dipartimento propone, poi un'altra figura accetta. Il dottore Muraca è felicissimo di aver applicato il decreto 64 chiudendo la medicina a Rossano, concentrandosi tutto su Corigliano. Certo, prima c'erano 40 posti letto, ora ce ne sono 30, ma questo mi diceva, io do un servizio all'utenza, ma non riesco neanche ad occuparle tutte e 30 posti letto, perché c'è un turnover. Per ritornare al fatto se il direttore del Dipartimento aveva o meno il potere decisionale di decidere dove accorpare l'urgenza, il sindaco forse gli sfugge che non è che è stato un atto di impeto che io mi sono arrogato dell'arroganza del principiante. Io questa tesi l'ho sempre mantenuta anche quando c'era il dottore Mauro e ci sono atti, documenti in cui attestano che io non ero d'accordo, ma non lo è d'accordo neanche il dottore Stoppelli, che diceva, che è tutto verbalizzato, se vuole poi glieli faccio vedere, in cui diceva che questa situazione a lui non andava, lui vuole un unico reparto, poi sono altri che devono fare la scelta, il dottore Stoppelli non di altri, ma altri dove accorpare, ma non le prerogative del direttore del Dipartimento dove allocare l'emergenza-urgenza.
il sindaco Aita deve capire che l'area chirurgica è concentrata su Paola. L'unità, aspetti. E poi può Sì, parlare. come no. L'unità operativa complessa nel decreto è a Paola. Quindi dov'è che bisogna fare dal punto di vista legale? Dove c'è l'unità complessa? A Cetraro non è prevista neanche un'unità semplice di chirurgia. E allora io dico... E quindi di che parliamo? Bravo. Allora io dico al sindaco, perché invece... Aspetti. Io capisco, ma è il punto di partenza che è sbagliato. Se lei mi fa riferimento al 64, è il punto di partenza Ma sbagliato. lei lo accetta il 64? Assolutamente no. Gli ho fatto ricorso, è il decreto aziendale, l'unico decreto aziendale che ha fatto Mauro in riferimento all'applicazione del 64 sullo SPOC Cetraro Paola. L'aveva sospeso in attesa di verifiche tecniche e funzionali, come no? È evidente, io allora. Lo può tranquillamente pigliare e leggere. Da questo dico guerra fra poveri. La bontà del provvedimento che ho preso come direttore del Dipartimento sta nel fatto che l'ex commissario, la Caterina, il cognome era? La Caterina De Filippo, non ha ritenuto opportuno revocarlo, perché io ho fatto un provvedimento a tutela sia del cittadino ma anche del direttore, del commissario, perché se non sia mai succede qualcosa su Cetraro non c'è il reparto, non è previsto a nessuna parte. Allora io chiedo al sindaco un invito. Dato che siamo in una situazione drammatica... mi scusi, aspetta, solo per la chirurgia o anche per le altre cose? Ecco, lei dovrebbe fare una battaglia affinché i due reparti di medicina, che non so, ora c'è un nuovo primario, i due reparti di medicina, a Paola non è prevista la medicina. Lei dovrebbe fare una battaglia per potenziare l'ospedale di Cetraro, per le prerogative che le sono state assegnate. Questa è la situazione. Secondo me io la vedo così, non è ma in una drammaticità di mancanza di personale. Dottore, con tutto il rispetto. Sì. Lei è un bravo, è un ottimo medico, è un ottimo primario, che mi dispiace che non sia accettato, quello lo dico in maniera franca. Ma una cosa è che lei si occupa di sanità in questo per rispetto, è una cosa che di politica sanitaria. No, ma io non mi voglio occupare, ascolti, io non mi occupo di politica, io non ho mai voluto fare il politico. La scelta del 64, no. Il 64 è stato messo in discussione da tutta la Calabria. No, vabbè, però per chiarire la nostra situazione è il tentativo di riorganizzare l'ospedale. Però che è stata fatta da uno solo soggetto senza aver consultato né le strutture mediche, né le strutture regionali, né i cittadini, né i sindaci. È uscito fuori di questo 64. Ma questo le posso dare ragione. Che non è stato... 64 c'è un ricorso pendente da parte di molti ancora. C'è una contestazione, per di più lo stesso Cotticelli dice che deve essere rivisto il 64, lei non mi può dire dobbiamo applicare il 64, altrimenti lei sta facendo un gioco. No, io non voglio fare, ascolti, io non voglio fare nessun gioco di campanilismo, però scusi, dottore, in questa fase drammatica, ho chiesto a Mauro, all'ex direttore, nella fase di una decisione, di una nuova visione, facciamo in modo che l'esistente facciamolo funzionare con quello che abbiamo, evitiamo problemi, facciamo una nuova, tanto è vero che non so se l'ha detto il sindaco di Paola, io 15 giorni fa ho mandato una visiva libera a tutti i sindaci dell'area del Tirreno, perché nella prima decade voglio convocare una riunione fra tutti i sindaci per partire dal basso, per fare quello che non si è fatto in questi anni, perché i problemi epidemiologici che abbiamo, le risultanze, le condizioni oriografiche devono essere trattati dai sindaci, e i sindaci, mettendo mano alle proprie tasche dei propri cittadini, con i propri bilanci, siamo disponibili a pigliarci esperti, e grazie a Dio all'Unica abbiamo anche degli esperti, ma anche fuori, per poter fare uno studio sul nostro territorio, che tipo di sanità ci deve essere per dare risposte di efficienza ai cittadini. I cittadini sanno semplicemente questo, che d'estate
no? Nei mesi estivi la popolazione quadruplica. Ma no? saremo veramente in crisi d'estate. E allora cioè, l'offerta sanitaria qual è? Non può essere quella che c'è stata fino a qualche tempo fa, no. Perché non è possibile, scusate, non è possibile. Noi riceviamo lamentele continue poi chi ha redatto il piano, chi ha pensato in prima fase di chiudere Praia e Mare, lì le ore sono stati lì, che deve aver chiuso Praia e Mare e Trebisanzio, immaginando che da Scalea a Cetraro ci fosse un tempo di percorrenza in auto di 20 minuti, cosa assurda d'inverno, d'estate ci vogliono 4 ore se va bene, col traffico che c'è, allora tutto in tilt, allora va ripensato tutto. Franco Pacienza, delegato della Regione della Sanità, ma in questo lasso di tempo, in questi anni, ma perché non avete messo mano a tutta questa organizzazione? Ma non era competenza perché nostra. si è lasciata così? Chiariamola una volta per sempre. Perché questa... si è così no, ho capito, ma il chiariamola commissario, una volta però per sempre. qualcosa doveva farla. Chiamiamola una volta per sempre. Questa esperienza regionale, perché dico questa esperienza? Perché nella passata legislatura il commissario alla sanità coincideva col presidente della regione. Dal 1° gennaio 2015 il presidente della regione non è stato più commissario alla sanità. Poi c'è addirittura uno specifico calabrese. A me, diciamo, le particolarità non sono mai piaciute. Che nonostante successivamente la norma sia cambiata e quindi il commissario poteva e può essere anche il presidente della regione, nella sola Calabria il presidente della regione non è il commissario. Il presidente della Campania, presidente De Luca, da circa 2 anni, è anche commissario alla sanità. Ma adesso nomineranno un commissario? No, adesso nomineranno i commissari dei commissari, quindi saremo incontro ad una scatola cinese. Io non voglio essere Cassandra, ma rispetto alle osservazioni che si facevano prima, rispetto all'inadeguatezza dell'offerta che c'è oggi, se non cambiano nel giro di qualche giorno, di qualche settimana, le regole che ci sono oggi, ahimè le condizioni peggioreranno e peggioreranno di gran lunga. Ne vedremo qualche anticipazione già lunedì, tra 3 giorni. Perché? Perché quando non si ha contezza delle questioni, la sanità non è, come posso dire, una fabbrica che produce questo o quel pezzo di prodotto. La sanità è più complicata, ci sono più fattori che concorrono, perché quando si dice il blocco delle assunzioni, qualcuno dovrebbe dire, ma prima si bloccano le uscite, perché se uno esce e uno non entra, quello che esce lascia un vuoto o no? Poi ci possono essere situazioni mal gestite, mal governate, le cose che diceva il dottore Candela. Alla sola ASP di Cosenza, in 2 anni e mezzo, sono andate via 1000 persone, di cui 154 medici dirigenti, 24 primari, sono andati via 300 infermieri, 300. Allora si può dire che queste cose non hanno un impatto? E se oggi si bloccano le assunzioni, con un aggravante, io l'altra mattina ho convocato una riunione con i dirigenti del personale delle aziende per dirgli fatemi una proiezione che significa quota 100 in Calabria. Nella sola ASP di Cosenza, dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019 vanno via altre 269 unità di persone che concorrono ai servizi sanitari. Dentro tutto questo si fa un intervento straordinario sulla Calabria. Un intervento straordinario. Uno che va a leggere, io invito i cittadini, gli operatori, i dirigenti, professioni, a leggere il decreto. Non c'è una sola iniziativa straordinaria. Perché non si revoca il blocco delle assunzioni nel decreto? Perché non si fa un piano straordinario sulle tecnologie sul decreto? Perché non si riconosce un intervento straordinario? Perché noi veniamo da 10 anni di blocco del turnover, non da oggi. Però. E riprendo i dati che diceva il dottore Candela, perché nelle regioni fuori piano di rientro il turnover è annuale. Noi perché abbiamo l'età media più alta d'Italia? E perché oggi c'è questo imbuto di gente che esce? Quindi
le drammaticità rappresentate per ieri, io non voglio essere Cassandra, Ma saranno ancora. ma nelle prossime settimane, d'estate, Si d'inverno, apriranno, di notte, di mattina, però- aumenteranno. Però c'è da dire, anche fino a ieri non è che funzionasse benissimo Ci la mancherebbe. sanità, perché se no, voglio dire... Ma se oggi c'è un perché intervento ho straordinario capito, dovremmo ma attenderci che con migliora, no? Con tutto quel numero imponente di personale di cui parlava prima il dottor Candela, 7.000, Prima erano 7.000. ma l'offerta sanitaria sul territorio era all'altezza delle aspettative? No, perché se no ci prendiamo in giro, dobbiamo essere precisi e dobbiamo dire le cose come stanno. assolutamente no, Ma assolutamente che no. il sistema complessivamente ha prodotto Allora solo c'è un debiti, problema, caro ha dato direttore, solo... Mando che- la pubblicità, posso mandare la pubblicità? Ci vediamo tra un po'. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Stavo ricordando a Franco Pacenza che la situazione fino a ieri non era sicuramente rosea, che le lamentele dei cittadini ormai è l'ordine del giorno, in ogni angolo della Calabria si protesta per una sanità che non è all'altezza delle aspettative. Siamo stati lì aspettando, vedendo, il commissario decide, non decide, poi arriva il commissario, poi è cacciato il commissario, arriva un altro commissario, cioè, insomma questa Calabria, questo territorio visto solo come un territorio da penalizzare, non lo so, non l'ho capito bene ancora, però ci sono delle responsabilità che vanno indagate fino in fondo, senza sconti, perché se oggi il cittadino si rivolge alla struttura sanitaria e tra liste d'attesa, situazioni varie, mancanza di questo, mancanza di quell'altro, alla fine decide di andarsi a curare fuori regione, un problema c'è. Ed è figlio di un percorso in cui la sanità, lo dico chiaramente, ha rappresentato solo e unicamente un grande carrozzone ed una fabbrica del consenso. È la politica. Vanno dette queste Oggi è diventata una fabbrica del dissenso, la politica deve fare un passo indietro, non può gestire più la sanità se vogliamo davvero restituire il ruolo che spetta ad un settore così delicato della vita sociale di una regione. Io sono, allora, che la politica debba fare un passo indietro rispetto alla gestione della sanità in questo stato di emergenza, posso anche essere d'accordo. Ma la politica come è stata intesa fino a un po' tempo fa, perché non è pensabile che una programmazione sanitaria in una regione non c'entri la politica, perché la programmazione sanitaria in termini di visione dei territori, capire cosa sono le condizioni. Lei mi faccia vedere un piano sanitario fatto in questi 10 anni dove sappiamo con chiarezza qual è la situazione per ogni territorio, per ogni area, in termini epidemiologici, quali sono le esigenze, quali sono le cose da aggredire, che tipo di impostazione, quale rete oncologica che funziona, quale rete del trauma che funziona, quale rete cardiologica che funziona. Tutta questa organizzazione, che è un'organizzazione che è fatta con il territorio, con i professionisti. Mi dica per cortesia quali professionisti che lavorano nel mondo sanitario, o dai medici agli infermieri, agli operatori sanitari, o le categorie sono stati coinvolti nell'organizzazione di un piano. E da anni, l'ultimo è stato forse quello nel 2008, che è servito solo un paio di anni, poi nel 2010 è cambiato tutto col commissariamento. E il commissariamento purtroppo il fallimento l'ha dichiarato perché ha pensato semplicemente, soprattutto al 2015, a pensare a rientrare in termini economici, non badando che c'era bisogno di fare tutto un lavoro di retroterra, sì commissariato, ma un lavoro di retroterra con tutti i protagonisti. E il commissariamento di oggi l'avremmo salutato tutti con favore se avesse fatto due cose, anzi tre cose. Una, sono d'accordo, che bisogna liberare la sanità dal malaffare, sono d'accordo, c'è bisogno di commissariarla per un periodo, ok, commissariamo anche le aziende sanitarie, anche se la legge non lo prevede, insomma. Due,
se una commissaria, essere responsabile significa capire che tutto ciò che è stato prodotto in questi anni l'ha prodotto un commissario che ha deciso le assunzioni, ha deciso i riparti, ha deciso ciò che si dava sulla spesa farmaceutica, ciò che si dava sulle cliniche private, ha deciso tutto. La responsabilità dei costi è per forza deve decidere questo. Se del commissario, chi dovrebbe dare conto. ma se del commissario la decisione unica, assoluta, anche se i direttori generali sono stati nominati dalla politica, ma per poter muovere una virgola dovevano chiedere al commissario e ai commissari, c'è una responsabilità, è una responsabilità del commissario, è una responsabilità governativa, che non è neanche di questo governo il precedente del commissario, per essere chiari. Allora, rispetto a questo c'era bisogno di una decisione. Interviene lo Stato, interviene lo Stato per fare, come dire, neanche il commissariamento governativo c'è riuscito, intervengo io non per 18 mesi, è il coraggio di 3 anni, un coraggio di 3 anni di commissariamento, azzeri i debiti di questa sanità se vuole fare un favore ai cittadini e programmi il commissario insieme agli attori. D'accordo, ma adesso c'è da dare risposte ai cittadini, scusatemi, va bene tutto, la macchina burocratica, il meccanismo, la prima cosa si sblocchino le assunzioni. Bisogna dare risposte ai cittadini. Si sblocca il personale. Ma chi le deve dare queste risposte ai cittadini? Ho capito, ma adesso... Ma c'è un altro problema, forse no, che io parlo sempre solo dal punto di vista medico, lungi da me da entrare in dibattiti politici. Il problema grosso sta oltre allo sblocco delle assunzioni, nell'andare a trovare le figure professionali che non esistono. Se noi ci siamo fatti chiudere la scuola di specializzazione in ortopedia e non riusciamo a trovare un ortopedico, il concorso è a livello nazionale e nel momento in cui noi riusciremo, perché io ho dovuto fare rete con i miei numeri, sono in rete con l'università per cercare di raggiungere quei numeri che servono al Ministero affinché la Calabria riabbia di nuovo la specializzazione. Ma nel momento in cui la scuola di specializzazione è a livello nazionale e in Calabria ci capita un medico che si specializza di Milano e noi gli diamo la specializzazione, questo medico resterà in Calabria secondo voi o ritornerà a Milano? Uno. Se tutte le professionalità calabresi le facciamo andare al nord, mio figlio ha dovuto emigrare per studiare, è a Bologna, ma nel momento in cui si trova a Bologna, vede un'altra visione, tornerà in Calabria? Non penso che farà l'errore, io non mi pento di essere tornato in Calabria, però noi dobbiamo cercare di dare anche delle risposte da questo punto di vista. La drammaticità che stavo dicendo al sindaco e che mi auguro che questo mio appello lo condivida, quest'estate andremo in crisi per forza da un punto di vista chirurgico, da un punto di vista medico, da un punto di vista anestesiologico, non potremo più garantire, ma già subito dopo il mio provvedimento la dottoressa Occhiuzzi, primario di anestesia, non riusciva a garantire più neanche solo l'emergenza. Perché gli interventi di routine non avendo più il personale. Anche nel momento in cui ci sarà, e mi auguro, lo sblocco delle assunzioni, figure professionali non esistono. Noi abbiamo avuto difficoltà a reperire un'unica unità di chirurgo che per fortuna è arrivato su Paola Cetraro per cercare di garantire alla meno peggio questi 2 reparti. Al sindaco gli voglio chiedere, lei si sente tutelato di 2 reparti di cui in uno ci sono 3 medici e nell'altro ce ne sono 4? Non sarebbe meglio ottimizzare? No. Io non mi sento tutelato neanche con 5, perché se un reparto prevede 15 medici e ci sono 5, anche con 5 non sento tutelato. Allora, il reparto di chirurgia, il reparto di chirurgia. I sindaci hanno la responsabilità però della sanità sul territorio. Certo. Voglio dire, in questa fase calda andiamo incontro alla stagione estiva e sappiamo tutti, chi frequenta la costa tirrenica, che cosa significa in fatto di richiesta di sanità, di aspettative dei cittadini. Come si fa a garantire in queste situazioni? Cioè io non lo so. Poi c'è ancora un'altra. C'è anche una responsabilità dei sindaci. Vede, al sindaco quello che abbiamo lo scorso anno, quello che si è garantito nelle stagioni estive, voglio dire, grande merito va agli operatori che ci sono attualmente, che si sobbarcano 24 ore su 24 senza riposo.
Se addirittura Tutti, lei prima parlava tutti. della possibilità di cancellare il turno notturno del 118, Sì, ma di che cosa sì. stiamo parlando? Ma che tipo di sanità possiamo garantire? Stiamo rischiando di chiudere anche il pronto soccorso, chiudiamo anche il pronto soccorso, perché i medici non ci sono. Poi quelli che abbiamo Allora, li mandiamo, li utilizziamo in modo... Al sindaco io gli voglio fare questo invito. Ormai i pochi medici che rimangono negli SPOC non si sentono garantiti nel poter effettuare il proprio lavoro, quindi cercano di accasarsi nell'ospedale maggiore dove riescono ad essere anche tutelati loro. Infatti vede la fuga che c'è stata dagli SPOC all'azienda ospedaliera. Io mi sarei aspettato dal sindaco, così come ha avuto contezza nel valutare la mia posizione dal punto di vista dell'emergenza, il reparto di ginecologia. Negli ultimi 15 giorni sono stati trasferiti 2 medici all'azienda ospedaliera di ginecologi e un'altra all'ASP di Catanzaro. Chi l'ha trasferiti? Ecco, e questo lo volevo dire. Chi è che ha dato... Ma chi governa? Perché lei non ha messo in evidenza, dice Certo, come no. noi siamo già, io non ho letto, noi siamo già in crisi e noi diamo il nulla osta al trasferimento di altri medici. Non c'è nessuno che possa decidere a livello provinciale, perché non abbiamo organismi, né direttore sanitario né direttore amministrativi, né c'è attualmente un commissario Fico che forse è venuto 2 o 3 Poteva anche volte. rivolgervi alla regione. No, non c'è più Fico da stamattina. Non c'è più. Chi ha deciso? Guarda caso in chirurgia il capo dipartimento ha deciso subito. Certo, perché lì c'è Mi faccia capire, i poteri chi ce l'ha per poter decidere sulle cose? Io non riesco ad interloquire con nessuno. Allora, ascolta, le dico questo, perché purtroppo noi nella nostra ASP il dipartimento... Riesce a interloquire, però è responsabile. Però è responsabile. Ma scusate, responsabile dell'organizzazione significa responsabile di chiudere il reparto e lo metto dall'altra parte. No, questo non è nelle mie prerogative. In questo caso no, sul piano pratico è quello che è successo perché non c'è un medico. Io ho ginecologia che c'ha bisogno per forza di un chirurgo. Lo sa perfettamente, c'è bisogno di un chirurgo nell'emergenza. Ma la ginecologia, ascolta, aspetta, ginecologia io non voglio entrare in questo. Non voglio entrare in queste medici che non riguardano. No, io volevo dire. Io mi voglio allacciare per dire che nessuno interessante che ha fatto. Nessuno ha potuto decidere. Perché non ha potuto decidere nessuno per la ginecologia? Perché purtroppo lei lo sa, ma lo vuole sottacere. Il Dipartimento Materno-Infantile è un dipartimento interaziendale. Il direttore del Dipartimento è il dottore Scarpelli, però la nostra ASP non l'ha mai recepito questo, e quindi noi siamo monchi da questo punto di vista, quindi nessuno poteva decidere. Io non avevo l'autorevolezza e l'autorità e la prerogativa di decidere. C'è un nome e cognome che ha firmato. Ma scusate, qualcuno se non ci sono responsabilità, qualcuno gli ha dato il consenso, ma non è partito, non è che lei dice che io ho deciso, qui non c'entrava. No, il problema di fondo è che a posto è la mancanza. Io dico, nei momenti di difficoltà ci vuole il buonsenso. Il buonsenso non l'ho visto. Il buonsenso nel dare, come è stato dato lo scorso anno, un minimo di servizi e di soddisfazione alle esigenze, cosa che non c'è da fare. C'è stato, per quello che ci riguarda, non lo chiamo un colpo di mano, una prerogativa, una prerogativa che lei aveva, si è assunto. E lei mi dovrebbe ringraziare per questo. Io le contesto, perché se la politica insieme al governo della sanità aveva deciso che per una fase emergenziale bisognava 2 mesi. Bisognava anche 3 mesi. No, 2 mesi era l'atto da me firmato e proposto. Per un anno e mezzo. Perché nessuno più ha preso... Ma se per continuare un anno e mezzo qualcuno dovete dire ok, va bene. O in maniera autonoma ognuno decide, la mattina si alza e decide cosa vuole fare. È stata una responsabilità del primario. Ma in queste cose la Regione adesso non può fare nulla? In termini, diciamo, di organizzazione zero. Organizzazione governo diretto non è mai stato di competenza della Regione. Vabbè, ma nominava i direttori generali. Ma sfatiamola. Ma perché la sfatiamo? Allora lei ricorderà, per fare nome e cognome, quante delibere, persino l'atto aziendale, che è la cornice dell'azienda,
Il commissario Scura all'ASP di Cosenza l'ha bocciato tre volte, o non si ricorda lei? L'atto aziendale è la costituzione dell'azienda. Alcune gare il signor commissario le ha revocate o no? Alcune procedure concorsuali, famosi 14, li ha revocati o no? Non li ha revocato Oliverio, li ha revocati Scura. Quindi questa storiella che siamo tutti responsabili e nessuno è responsabile, io spero che i cittadini, come dire, si facciano un'opinione propria, non la mia opinione. Però non può dire che la regione non abbia responsabilità. No, io non sto dicendo questo, io non sto dicendo questo. Però non ha gli strumenti operativi. Per esempio, il dottore Candela, e mi piace che condivide, ha posto un problema di efficientamento del sistema, a cui la politica non può sfuggire. Noi siamo fermi all'organizzazione delle ASP del 2007, sono passati 12 anni. 12 anni in un sistema per farlo funzionare è un'epoca. Noi abbiamo approvato, la Giunta ha approvato un disegno di legge che porta gli SPOC sotto l'azienda ospedaliera. Lo sa che è successo? Che il signor commissario Scura, andando al di là di qualsiasi immaginazione, ha revocato quel disegno di legge che attualmente è all'esame del Consiglio regionale. Noi stiamo lavorando perché dopo 18 anni si è approvato l'integrazione tra ospedale pugliese e università, che è un altro tassello strategico nel sistema, perché le cose che si richiamavano a proposito di formazione e di alta formazione sono un nodo strategico, perché senza personale e soprattutto senza personale medico di che sanità parliamo? Noi siamo invece in una condizione in cui sul turnover si balbetta. L'emergenza a cui veniva richiamata della disponibilità di professionisti è un'emergenza ormai europea. Lei ha visto, anche qui dalle grandi comunicazioni, in Veneto stanno riassumendo i pensionati o stanno riassumendo medici dalla Romania e vuole che una regione periferica come la nostra non ha queste sofferenze. Noi abbiamo tentato una risposta, per esempio, da 3 anni la regione finanzia borse di studio per le specializzazioni e ha fatto anche un altro passettino, quella di vincolare le borse di studio che finanzia la regione, sono 12 borse di studio e sono 1,5 milioni all'anno, ai residenti in Calabria, perché questa questione di alcune specializzazioni, penso a traumatologia ma anzi anestesia, anche in pediatria, si è visto in questi giorni agli onori della cronaca, qualcuno si è svegliato e ha visto che c'è l'istituto dei gettori, ma sono decenni che ci sono i salari aggiuntivi per garantire, non per garantire miglioramenti, per garantire i turni. Ma non è meglio fare assunzioni? Ma chi lo dice questo? Però quando costa un turno? Però questa leva 60 euro all'ora mi pare, no? No, di notte sono 570 euro. No, allora, di notte sono 60 euro ad ora. Più c'è una diaria di 40 euro per arrivare sul posto del lavoro. Ma questa leva non ce l'ha la regione. A quando si arriva? Sono 570 euro lordi, 570 euro no, sono, sono 720 euro. Sì, 60 per io mi auguro che la politica veramente faccia questo grosso passo nell'approvare l'accorpamento degli ospedali all'AB. Ma non credo che adesso possa farlo più. Perché così, innanzitutto perché non la proposta del Movimento 5 Stelle per la Camera ha fatto un disegno di legge di iniziativa popolare. Ma adesso però poi si va in commissione e si dice che non va bene. Però gestisce tutto adesso l'ufficio del commissario. Allora poi non faccia la melina sulla politica regionale che fa. Ci dobbiamo mettere d'accordo. Adesso io le ho ricordato che Scura ha revocato un disegno di legge, cosa che non poteva fare in modo più assoluto. Perché noi ci stiamo soffermando, ed è giusto che lo facciamo, perché insomma siamo direttamente interessati anche come territorio sulle strutture ospedaliere. Ma quello è il grosso problema, che non è mai esistita il territorio. Perché la maggior parte dei medici, un terzo dei medici che operano nelle strutture ospedaliere sono medici del territorio. Sono medici del territorio che sono nelle strutture ospedaliere. Il territorio qui non funziona, una rete territoriale per dare servizi che poteva dare risposte a quello che ponevi prima all'inizio come domanda ai cittadini, non è mai esistita.
Allora, un'organizzazione, non è sufficiente la proposta che è stata fatta da parte del Consiglio regionale. Questo sistema a cascata che sta a significare una cosa molto semplice, che l'hanno fatto le altre regioni, dove non esiste più semplicemente il primario di ortopedia allo SPOC Cetraro-Pala, ma esiste una figura di team di medici specializzati, addirittura interaziendali li vogliono fare, per dare a tutti i cittadini, indipendentemente dove si trovano, le stesse risposte con la stessa qualità medica. C'era una mobilità delle professionalità. Questa è la visione moderna che gli altri stanno mettendo in campo. E per fare questo, io sono completamente stato d'accordo quando sono stati dati i voucher ai nostri. Ma perché non si è mai pensato e non si è mai capito? Quando una regione è in difficoltà, è inquieto, normalmente si pensa di andare avanti non cercando di rincorrere quello, ma cercando di fare un passo più in là rispetto agli altri. Ma lo vogliamo capire che una provincia come Cosenza, la più grande d'Italia, quanto in termini abitativi quanto la Basilicata, in termini orografici quanto la Liguria, la provincia di Cosenza, possibile che non si riesce a capire che la presenza di un polo universitario medico anche nella provincia di Cosenza è fondamentale per dare le risposte in termini di professionalità, di ricerca che non c'è assolutamente. Ma questo è un vecchio argomento che ma è un vecchio argomento che la regione che si consuma di volta in volta. 300 milioni di euro che diamo di mobilità, una parte di questi fondi, che se lo Stato lo riuscisse a capire, che diventa indispensabile per far progredire la Calabria, li investisse sull'Unical, che sarebbe già pronto a mettere i primi 2 anni. Io dico un'altra cosa, noi abbiamo alcune strutture ospedaliere che anche dal punto di vista strutturale sono ormai, Cetraro per esempio, basta guardare l'esterno di questo edificio che ospita l'ospedale, sembra una cosa degli anni 20-30. Allora, questi fondi che la Regione ha avuto per ristrutturare i plessi ospedalieri, quelli malmessi, e ce ne sono tantissimi in Calabria, ma che fine ha fatto? Perché non sono stati messi in circuito? Perché non sono stati utilizzati per fare questo? Allora, la Regione in termini di investimenti in edilizia sanitaria ha fatto un accordo col governo nel 2007, meglio noto come l'accordo per i 4 nuovi ospedali, va bene? Da quella data sono andate avanti procedure di gare, vicende imprenditoriali, tuttora aperte. Nel 2016 la Regione, in occasione del Patto per la Calabria, ha riattivato un fondo sugli investimenti in edilizia sanitaria, che la Regione ha tramutato in accordo di programma qualche settimana fa. Precedente programmazione in materia di edilizia sanitaria oscillavano tra 150 e 180 interventi, perché c'era la qualunque, la ristrutturazione, il piccolo intervento e roba di questo genere. In questa circostanza la Regione ha concentrato 5 interventi, 5, che sono il nuovo ospedale di Cosenza, che sono il completamento dell'ospedale di Reggio Calabria, il completamento dell'ospedale di Catanzaro e la messa in sicurezza di Lamezia e di Crotone. C'è un pezzo che riguarda proprio il terreno cosentino. Io non lo dico per questa circostanza, perché se uno conosce questa terra, poi ci sono i 4 precedenti interventi che coprono altre aree, e lì c'è un interrogativo che non è assolutamente propaganda, su cui noi abbiamo aperto un'interlocuzione con l'INAIL. Lei sa che il nuovo ospedale Morelli di Reggio Calabria l'ha finanziato e lo costruisce l'INAIL. Il nuovo ospedale dell'Annunziata, anche l'INAIL ha manifestato una disponibilità a intervenire. Noi abbiamo posto l'obiettivo, perché dentro quel panorama lì c'è una sofferenza che dovrebbe avere come obiettivo strategico, non di domani, se no mi si fa la polemica che io sono l'uomo degli ospedali facili, non domani, ma la prospettiva non può che essere una moderna struttura unica che fa il lavoro che si è fatto sulla Ionica, che fa il lavoro che si è fatto tra Gioia Tauro, San Ferdinando e quant'altro sulla piana di Gioia Tauro. Dentro questo, e io sono abituato a raccordarmi agli atti,
e non c'è nemmeno nel decreto, nel bilancio di quest'anno dello Stato ci sono 4 miliardi di investimenti sull'edilizia sanitaria. Ma si facciano, però si mettono in circuito questi Ma si soldi, mettono in circuito, per lo mio, si mettono in circuito se c'è programmazione e se c'è accordo, non si mettono in circuito. Se lei va a vedere il decreto... Ma lei conosce benissimo, per esempio, come è combinato l'ospedale di Cetrano, l'avrà visto, no? Pure quello di Paola che ha necessità di essere... Allora, a questa domanda... Cosa si può fare? A questa domanda, dobbiamo aspettare? 10 anni, 20 anni? È ultra legittima. Per esempio, alcuni interventi di ristrutturazione sono stati fatti e sono in corso. A Paola sono stati fatti è stata messa in sicurezza altre la situazione succede. altre attività vanno fatte di messa in sicurezza, e anche qui c'è stato recentissimamente una ricognizione che ha fatto il Ministero per quanto riguarda la sismica e la messa in sicurezza dei presidi, e noi abbiamo indicato prioritarie in questo specifico riferimento. C'è poi un orizzonte, io voglio averlo un orizzonte, che non è più il rattoppo, perché non serve il rattoppo. Diciamo completamente, tra 10 anni avremo una situazione diversa? No, sì, certo, se poi strada facendo falliscono le imprese, si bloccano ma questo non è che lo può caricare a qualcuno, no? Dobbiamo chiudere. L'augurio è che si riesca a fare qualcosa in attesa, anzi, adesso che c'è la possibilità di lavorarci prima che arrivi la stagione estiva, la stagione delle vacanze. Scusami, prima di chiudere, perché la vedo proprio nera. No, volevo darti una notizia, forse esteticamente, guarda la struttura, perché tu la vedi dal bellissimo porto che lo vedono tutti i cittadini che passano da lì, ma onestamente ma vi posso garantire che sul piano della sicurezza è tra le più sicure che c'è, è la più sicura che c'è. Bene, va bene, questo mi consola. Si vede anche dall'imponenza della struttura. Bisogna fare in modo che i servizi offerti ai cittadini siano quelli che la gente si aspetta in questa fase in cui la costa tirrenica, come le altre zone turistiche della Calabria. Io non sono per chiudere, io sono per rifunzionalizzare. Ho capito, ma troviamo un punto di incontro, facciamo un ospedale unico, ma diamo la possibilità ai cittadini di essere curati, perché se no se ne vanno a curarsi fuori, alcuni rinunciano perché non hanno i soldi per curarsi. Allora io penso a questa gente, cosa dobbiamo fare? Non si può più aspettare. Ora il governo, la regione, non so chi, ma mettesse mano a dare risposte concrete, perché la sanità... Io ripeto, sono assunto la responsabilità, e credo io insieme agli altri sindaci del tutto il Tirreno, per discutere sul Tirreno cosentino, e vogliamo partire noi dal basso. Vogliamo vedere quali ascolti abbiamo, regionali e governativi. Lodevole iniziativa, però poi tutto questo deve tradursi in fatti concreti, perché altrimenti non lo si facciamo abbaia alla luna. Lo facciamo per dare risposte. Ma non è questione di propaganda, è questione che ognuno di voi ha delle responsabilità. In materia sanitaria il sindaco mi pare il punto di riferimento in un territorio. E allora io non ci penso 2 volte a fare un'ordinanza sindacale, perché sono io responsabile sul mio territorio. Questo dico. Bene, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, arrivederci.